Armata di taglierino ha avvicinato due giovani di 18 anni per portargli via il cellulare. In manetta è finita una 27enne marocchina nulla facente, domiciliata a Vittorio Veneto con precedenti di polizia. La donna ora si trova agli arresti domiciliari in attesa del processo. È accusata di rapina e tentata rapina. La prima aggressione è avvenuta a Ogliano. La 27enne si è avvicinata ad una ragazza, le ha puntato il taglierino alla gola e le ha intimato di consegnarle il cellulare. La ragazza però è riuscita a divincolarsi, ma nel tentare di fuggire è rimasta ferita al collo. La donna marocchina, non essendo riuscita nell'intento, ha pensato bene di spostarsi a Vittorio Veneto nel centralissimo viale della Vittoria. In questo caso ha avvicinato un ragazzo e gli ha chiesto di poter utilizzare il cellulare. Una volta in mano è fuggita. Inseguita dalla vittima è stata raggiunta. La 27enne però ha nuovamente tirato fuori il taglierino minacciandolo. Il giovane ha subito allertato i carabinieri. Pochi minuti e la marocchina è stata arrestata, in tasca il taglierino e il cellulare della vittima.